Durante l'ultimo naufragio al largo di Lampedusa muore bimba di 5 anni, aereo precipitato a Birgi, gli ultimi 3 secondi potrebbero mostrare un gesto eroico del pilota. A Favara 200 Babbo Natale, presepe vivente a Porto Empedocle in contrada Ciuccafa. Oftalmologia, meeting del Club Mediterraneo d'Agrigento, Open Day al Liceo Leonardo, presentato anche un nuovo indirizzo, scienza dei dati e intelligenza artificiale. Calcio, festeggiano sia l'Acragas che il Licata, basket, vittoria anche per la Fortitudo. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo della piccola Ro che aveva 5 anni ed è morta al largo di Lampedusa, inutili tentativi di rianimarla. Il servizio. Una bambina di 5 anni è morta assiderata dopo il naufragio di un barcone avvenuto ieri pomeriggio al largo di Lampedusa. Nonostante le manovre dei rianimatori, la bimba non ce l'ha fatta. La piccola è morta al poliambulatorio dove era stata portata dopo il naufragio. Un altro bimbo di 2 anni invece si è ripreso. Altri dei migranti superstiti sono stati ricoverati al poliambulatorio dell'isola con ustioni da carburante e con sindrome da annegamento. Dopo il naufragio, la Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo al momento a carico di ignoti per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di altro reato. I poliziotti della squadra mobile, coordinati dal procuratore reggente Salvatore Vella, hanno già iniziato ad ascoltare tutti i migranti che erano su quel barcone. Si provvederà a ricostruire cosa sia successo e perché il natante si è ribaltato, oltre ad identificare gli eventuali scafisti. La piccola si chiamava Rochia, originaria della Costa d'Avorio, era in viaggio con la mamma e altre 41 persone. I medici del poliambulatorio hanno tentato ripetutamente di rianimarla per un'ora, ma non c'è stato nulla da fare. Aveva i polmoni pieni d'acqua. Viaggiava su un barchino in ferro proveniente dalla Tunisia. Lì alcuni trafficanti di uomini fanno concorrenza ai libici. Parliamo dell'aereo caduto a Birgi, 2 le inchieste per chiarire le cause. Gli ultimi 3 secondi mostrano una manovra eroica del pilota che potrebbe aver voluto evitare di schiantarsi sulle case. I dettagli nel servizio. 3 secondi o poco più. L'Eurofighter pilotato dal capitano Fabio Antonio Altruda cambia direzione, precipita in picchiata e si schianta al suolo. Tutto ciò in poco più di 3 secondi ed è su questa piccola frazione di tempo che si stanno concentrando gli sforzi di chi sta indagando sul disastro aereo a pochi chilometri dalla base del 37° stormo di Trapani Birgi in cui ha perso la vita il pilota casertano. Sabato si sono svolti i funerali a Trapani di Altruda in cui c'erano tutte le autorità, tra cui il ministro della difesa Crosetto. L'area dell'incidente, avvenuto martedì scorso, è ancora interdetta. Sono 2 le indagini sull'incidente aereo, una coordinata dalla Procura di Trapani ed una da quella dell'Aeronautica Militare. In questi giorni sono stati sentiti dei testimoni oculari. È stato per esempio sentito il pilota dell'altro aereo con cui Altruda era in volo, in addestramento. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di sicurezza, indagini che dureranno mesi, perché nel frattempo c'è da ricostruire l'Eurofighter, sono da recuperare, catalogare tutti i rottami, alcuni dei quali possono sprofondare fino a 3 metri di profondità, inghiottiti nel torrente in cui è precipitato il velivolo. Adesso soltanto alcune ipotesi si possono fare, niente di più purtroppo, e capire cosa sia successo in quei 3 secondi e cosa può fare un pilota anche ben addestrato in un lasso di tempo così breve. È difficile lanciare il Mayday, afferrare le maniglie fra le gambe che azionano il seggiolino eiettabile che a sua volta lancia un segnale per i soccorsi, probabilmente. No, quello non si poteva fare in 3 secondi. Tant'è che nessun Mayday, nessun segnale GPS si era attivato. Quella sera il meteo non era proibitivo per dei piloti esperti, il sole era tramontato da un'oretta, il cielo era nuvoloso e c'era una pioggerellina innocua. È inusuale la rapidità con la quale l'Eurofighter è precipitato. Così il generale Leonardo Tricarico, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, lo ha detto all'ANSA parlando del cacciacaduto nei giorni scorsi a pochi chilometri dallo scalo militare di Trapani Birgi. Raramente, ancora ha detto Tricarico, c'è una sola causa ad incidenti come questo tipo. Se ne verrà a capo probabilmente
solo dopo che la commissione tecnica formata da esperti dell'aeronautica darà la prima risultanza. Il caccia stava rientrando alla base dopo una missione addestrativa quando è avvenuto l'incidente. In questi casi vengono investigati tutti gli aspetti, ha spiegato ancora il generale Tricarico, le condizioni psicologiche del pilota, il suo addestramento, le condizioni dell'aereo, il relitto che è spesso il testimone più attendibile di quello che è accaduto, la testimonianza del pilota dell'altro caccia che regolarmente ha atterrato, le eventuali comunicazioni radio. L'Eurofighter è un aeroplano maturo, se avesse problemi tecnici nei 20 anni di operatività sarebbero emersi, ha proseguito ancora Tricarico, potrebbero esserci anche delle concause, il pilota affaticato, le condizioni meteo, l'avaria, ma è ancora troppo presto per azzardare delle ipotesi. Di sicuro il pilota non lascia mai il suo velivolo a cuor leggero. Se c'è un'emergenza pensa ad evitare i danni e a portare in salvo l'aereo. Se c'è anche una minima possibilità di farlo, l'incolumità personale è l'ultimo pensiero. Intanto lo scorso sabato l'ultimo saluto in cattedrale a San Lorenzo a Trapani. Alla cerimonia funebre celebrata dal vescovo di Trapani, Monsignor Pietro Maria Fragnelli, erano presenti il vicepresidente della Camera, l'onorevole Giorgio Mulè, il ministro della Difesa, onorevole Guido Crosetto, il presidente della regione siciliana Renato Schifani, il capo di Stato Maggiore della Difesa, l'ammiraglio Giuseppe Cabo Dragone, autorità civili, militari e religiose della città di Trapani e del territorio siciliano tutto, che si sono strette insieme al capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, generale di squadra Aria Luca Goretti, e ai familiari per l'ultimo saluto al giovane pilota. La magia del Natale incontrata a Ciuccafa a Porto Empedocle alla chiesa della Santissima Trinità. Il nostro direttore Arturo Cantella. Chiesa gremita di gente e di fedeli sabato sera incontrata a Ciuccafa, che ha festeggiato l'arrivo delle festività natalizie con un coro di canti al termine della funzione religiosa, quindi a seguire i mercatini di Natale, nell'atrio della chiesa con degustazione di ricotta, pane caldo e dolci direttamente preparati in loco, quindi al termine la rappresentazione vivente del presepe, il tutto organizzato dalla parrocchia di Contrada di Ciuccafa guidata da Don Giacchino Falsone. Questa sera stiamo realizzando questo momento così bello, solenne a Porto Empedocle, dove oltre alle funzioni liturgiche che si fanno in chiesa stiamo vivendo questo momento di rappresentazione sacra. Faremo un piccolo concerto dove messe insieme diverse realtà parrocchiali, diversi cori delle varie parrocchie di Porto Empedocle sotto la mia direzione, per contemplare il mistero del Santo Natale attraverso il canto. Quindi non vuole essere un vero e proprio concerto, ma più un momento di preghiera. E dopo passeremo dall'altra parte perché c'è una rappresentazione del presepe vivente con le degustazioni tipici dei prodotti locali. Naturalmente questo momento deve essere un momento aggregativo e di fraternità per la città di Porto Empedocle, e la cosa bella è che, come dice Sant'Ignazio di Loyola, no? Se vogliamo contemplare il mistero, la meditazione va vissuta rappresentandola anche fisicamente, come si suol dire. Io l'augurio più bello che posso fare di questo Natale, no? Di un Dio che si fa come noi perché noi ci facciamo come Lui. E io penso che per divinizzarci, o meglio, tanto più ci divinizziamo, quanto più ci umanizziamo, e questo è molto importante. E in questo Natale cosa augurare alle persone? Mi viene in mente una frase della Sacra Scrittura dal libro del Siracide, che dice che l'uomo ci può vivere 70 anni, 80 anni massimo, no? Di tutte le preoccupazioni, i problemi, del nostro tallone d'Achille che sono il successo, il potere, il denaro. Una volta che chiudiamo gli occhi, che cosa resterà? Nulla, niente. Quindi l'augurio più bello che io posso fare è il fondamento del Vangelo che Gesù Cristo ci ha insegnato: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Se riusciamo a comprendere questo pienamente nella nostra vita, viviamo il Natale veramente con amore, perché questo è il vero Natale. Un'iniziativa che ha partecipato tutta la parrocchia, i parrocchiani, insomma, cui c'è dietro un impegno durante la settimana. C'è un impegno non indifferente, perché sono tutti coristi delle varie realtà delle parrocchie di Porto Empedocle messe insieme, e che da mesi che proviamo. Quindi tra l'altro sono persone che non hanno mai studiato canto, non hanno mai studiato musica, lavoratori, gente che lavora, ma con grande impegno e passione si sono dedicati alla realizzazione di questa rappresentazione sacra. Come si vive il Santo Natale in un Natale purtroppo triste anche per via dei fatti della guerra?
E la speranza è l'unica cosa da buon cristiani che non dobbiamo mai perdere, no? Dobbiamo essere speranzosi che le cose possano cambiare e possano migliorare sempre e quindi dico vivere sempre nella speranza ed essere fiduciosi in Dio, perché come dice nel Vangelo di Luca nulla è impossibile a Dio. E quindi se noi ci impegniamo e collaboriamo alla sua opera, nulla è impossibile a Lui nella nostra vita. Sindaco, tra le tante manifestazioni natalizie a questo momento oggi di raccoglimento, di canto con la manifestazione qui nella parrocchia di Ciuccafa. Sì, oggi a Ciuccafa si è svolta in precedenza la messa, come ha detto già Don Gioacchino, e ancora una volta Don Gioacchino ha dimostrato di avere quell'esuberanza e quella capacità di mettere insieme e di fare le cose. Dopo l'omelia infatti vi sarà il coro polifonico, che è un momento di canti natalizi in modo tale da socializzare, e come ha detto poco fa Don Gioacchino è chiaro che dopo questa manifestazione ci sposteremo dall'altra parte, perché quest'anno si è voluto realizzare, grazie alla collaborazione anche dei parrocchiani e tutti gli abitanti di Contrada Ciuccafa e non, questo presepe vivente, un momento di aggregazione, un momento di socializzazione, dando la possibilità, perché è chiaro che in questo momento di grande difficoltà, di grande testrezza anche legata a fatti internazionali come la guerra, è un momento di solidarietà, di socializzazione e di stare insieme, augurando a tutta la cittadinanza un Santo Natale e un felice anno nuovo. Sono previste tante altre manifestazioni durante le festività, abbiamo visto quella iniziale di Torre Carlo V, ma tante altre. Sì, ci sono diverse manifestazioni in programma, questa è una delle tante, è chiaro che si svolgeranno nell'arco dell'intero mese e abbiamo voluto proprio far questo per dare alla città un momento di aggregazione sociale importante, per un Natale che sia migliore e un anno che sia migliore di quelli passati. Tutti in bici o a piedi ma vestiti da Babbo Natale. A Favara 200 Babbo Natale si sono dati appuntamento domenica mattina. Ci racconta tutto Giuseppe Moscato. Un lungo serpentone di circa 200 Babbo Natale ha animato domenica mattina le strade e le piazze di Favara. Una mattinata speciale accompagnata da un tiepido sole che ha fatto da splendida cornice alla 6ª edizione di Favara Christmas Run, la passeggiata dei Babbo Natale organizzata dalla ASD Favara Runners, ASD Fradici Runners, con la partecipazione del comitato di via Agrigento e dintorni, ASD Favara Pedala, ASD Aguara Bike e ASD Bike Favara. Una camminata di Natale per lanciare un messaggio di amicizia e di amore per la città e per i suoi cittadini. All'invito hanno risposto in tanti, uomini, donne e ragazze, per una salutare passeggiata mattutina, i bikers naturalmente in bicicletta. Il raduno in piazza Cavour alle ore 7:30, tra i primi ad arrivare il sindaco Antonio Palumbo con alcuni assessori. Il tempo di prendere il numero che poi è servito per partecipare all'estrazione di alcuni premi messi in palio da diverse attività commerciali di Favara e subito pronti per il via, non prima di una preghiera e la benedizione a cura di Don Calogero Lobello, parroco della chiesa dell'Itria. Il sindaco di Favara, anche lui in tenuta natalizia, il simbolo del Babbo Natale, per partecipare a Favara Christmas Run. Certamente non potevamo mancare, stamattina è una bella giornata di festa, siamo tutti qui in piazza con le bici, a piedi, ognuno vestito come crede, con il cappellino, vestiti da Babbo Natale per farci questa passeggiata per le vie della città. Un momento di aggregazione, di comunione, di condivisione. Ma certo, creiamo un po' di atmosfera, stiamo tutti assieme e facciamo un po' di sport che non va male sicuramente. Padre Calogero, a piedi o in bike, oggi è la giornata
la passeggiata di Natale? Come dicevo ieri sera, si parlava di essere fradici, cioè di essere sudati, e il sudore è il segno di un buon cammino. Ecco, che il Signore ci possa accompagnare in questo cammino di Natale e ci possa portare veramente davanti alla grotta a contemplare il mistero della vita e soprattutto della nostra vita, che a volte smarriamo dalle cose del mondo. È un momento di aggregazione, di condivisione sicuro e anche di partecipazione a quelle che è tutta l'atmosfera natalizia di Favara. È un momento della Favara, oserei dire per bene, della Favara pulita, della Favara che scommette, della Favara che vuole crescere e soprattutto che vuole rinascere. E quindi è data questa possibilità a tutti. Belle iniziative organizzate con cuore e con amore per questo territorio. Quindi la Marea Rossa dei Babbo Natale, animata da Peppe Trupia e accompagnati nella loro passeggiata dalla musica del gruppo Associazione Musicale Grandi Lavori di Porto Empedocle, ha dato vita alla passeggiata con prima tappa in Piazza Madrice per la classica foto ai piedi della maestosa Chiesa Madre di Favara. Quindi, accompagnati dalla musica festosa tra un Jingle Bells e un Duscendi dalle stelle, il corteo dei Babbo Natale si è snodato per le vie cittadine per arrivare al Belvedere San Francesco per un'ulteriore foto in ricordo con il panorama della città alle spalle. Più snella la discesa verso il suggestivo passaggio al Ponte Tre Archi e quindi il ritorno di nuovo in piazza Cavour. Ad attendere il Babbo Natale una fetta di panettone e un caldo bicchiere di tè, per finire con l'estrazione dei premi e l'omaggio di una bici per i bambini di Casa Betania assistiti da Suor Caterina. L'anno segue la sesta edizione della camminata dei Babbi Natale. Oggi, come vedete, ci sono più di 200 persone tra bici e a piedi, diciamo. E niente, cosa vogliamo dire? Dopo 3 anni di stop e 3 anni di fermo si rinizia, si ricomincia e oggi è una bellissima mattinata e niente, buon divertimento a tutti. E Favara ha condiviso, ha partecipato e un po' si è svegliata con questo lungo corteo di Babbo e Mamme Natale. Sì, come vedete molto partecipata. Adesso facciamo questa lunga passeggiata, arriviamo in piazza e poi ci sarà una ricca colazione per tutti e tanti premi. Favara si sta preparando in una maniera estremamente coinvolgente ed entusiasmante a vivere la magica atmosfera del Santo Natale. Come diceva Don Calogero, ognuno interpreti in maniera compiuta il messaggio che il Natale porta ai cuori di ciascuno di noi e Favara credo che sia sulla buona strada perché condivide ed esprime con gioia e con grande entusiasmo i principi e i valori che il Natale ricorda a tutti noi e alle nostre famiglie, in termini anche di comunità in cammino. Reddito di cittadinanza. Il governo taglia ancora, i beneficiari potranno riceverlo per massimo 7 mensilità durante il prossimo anno e non più 8. Lo prevede il disegno della legge di bilancio 2023. Vediamo. Il reddito di cittadinanza continua a dividere, a provocare polemiche, soprattutto sul terreno politico. L'ultimo scontro in ordine cronologico è quello fra il ministro Nello Musumeci, ex presidente della regione siciliana, e il Movimento 5 Stelle. Conte, un borghese piccolo piccolo, per dirla alla Alberto Sordi, così Musumeci ha definito il leader pentastellato durante l'incontro sul tema del reddito di cittadinanza alla festa per il 10° anniversario di Fratelli d'Italia a Piazza del Popolo. Il presidente Conte è stato prescelto proprio perché non aveva nulla a che fare con l'agitazione di piazza, ancora sottolineato Musumeci. Serviva un capo moderato, borghese, rassicurante ed è stato individuato nella migliore espressione che potesse offrire il Movimento 5 Stelle e una parte teatrante che non può reggere a lungo. Secondo Musumeci la povertà deve essere sconfitta sul terreno del mondo del lavoro. Per inserirsi serve avere una abilità professionale, vale per il laureato, il diplomato o per chi ha solamente la terza media. Eliminiamo questa sacca di gente che non sa cosa fare, dice ancora, e il denaro che si ottiene dalla mancata erogazione del reddito di cittadinanza viene utilizzato per creare un nuovo sistema educativo e formativo. Ma è arrivata anche la risposta da parte del capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Ars, Antonio De Luca. L'attacco di Musumeci a Conte e al reddito di cittadinanza è indegno.
come indegna è stata gran parte della sua attività da governatore che ha fallito, oppure sulle principali riforme strombazzate in campagna elettorale, in primis quella sui rifiuti, che per colpa sua in Sicilia continua ad essere una costante emergenza. Che il suo governo sia stato un fallimento è un dato di fatto. La sua mancata ricandidatura alla presidenza della regione è stata voluta perfino da gran parte della sua maggioranza. Definire Conte, continua ancora De Luca, un agitatore, perché difende uno strumento che ha salvato dalla dispersione tantissime famiglie e tolto manovalanza alla mafia, provocando perfino le lamentele dei boss, oltre che ingiusto e assurdo. Intanto sarebbe in arrivo una ulteriore stretta sul reddito. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha infatti annunciato la riduzione da 8 a 7 mesi delle mensilità che nel 2023 spetteranno ai lavoratori occupabili, confermando le indiscrezioni emerse negli ultimi giorni. In tal modo il governo libera 200 milioni di risorse da destinare ad altri capitoli di spesa. Ma per chi rischia di vedersi togliere il sussidio si tratta di un duro colpo da sopportare, dal momento che sull'argomento c'è molta confusione e dunque bene fare chiarezza. Dal 1 gennaio 2023 prossimo alle persone tra i 18 e i 59 anni abili al lavoro ma che non abbiano nel nucleo disabili, minori o persone a carico con almeno 60 anni d'età, il reddito di cittadinanza verrà riconosciuto solo per 7 mensilità invece delle attuali 18 rinnovabili. Nel testo della manovra inviato alle Camere vengono introdotte anche ulteriori novità. A partire dal 2023 anche chi rifiuterà una sola offerta di lavoro perderà il beneficio e sarà obbligatorio frequentare un corso di formazione o riqualificazione professionale, pena la decadenza del sussidio. Il reddito dunque non verrà tolto a tutti i percettori, ma solo a coloro che sono tenuti a sottoscrivere il patto per il lavoro, hanno meno di 60 anni e nel cui nucleo familiare non ci siano disabili, minorenni o persone con più di 60 anni di età. Nel 2024 poi ci sarà una nuova revisione della misura, ma in ogni caso la maggioranza ha fatto capire che chi è inabile al lavoro potrà continuare a contare sul supporto dello Stato. Per gli occupabili il discorso invece cambia. A partire da agosto quei percettori che nei restanti mesi del 2023 hanno già ricevuto 7 mensilità si vedranno togliere il sussidio. Tra questi percettori che più rischiano di perderlo sono principalmente i membri dei nuclei composti da una sola persona. Infine va segnalato che dal 2023 per quei datori di lavoro che puntano sui beneficiari del reddito è previsto uno sgravio sui contributi per il primo anno. La legge di bilancio prevede infatti che chi assume un percettore di reddito di cittadinanza a tempo indeterminato abbia diritto per un periodo massimo di 12 mesi all'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nel limite massimo di 6.000 euro. In via Plebis Rea numero 25 ad Agrigento il PD con tutti i vertici provinciali e con i deputati Michele Catanzaro e Giovanna Iacono rispettivamente all'Ars e alla Camera ha festeggiato l'inaugurazione della nuova sede. Vediamo. Oggi è una giornata molto importante perché dopo tanto tempo finalmente il partito del PD provinciale ha una sede fisica, ha una sede dove potersi riunire. Era da un po' di tempo che mancava e quindi dopo un po' di mesi abbiamo terminato le elezioni delle regionali e anche nazionali e oggi qui ad Agrigento c'è appunto questo momento importante dell'inaugurazione. Questo significa che la provincia di Agrigento, dopo la battuta delle elezioni nazionali e regionali che ha fatto come Partito Democratico, lo sappiamo tutti, il partito, diciamo, noi abbiamo perso le elezioni, però come provincia mi sembra che dopo tempo ci sia stata anche un ritorno di una importante rappresentanza nazionale e anche la riconferma che mi vede me oggi deputato nuovamente regionale, ma ancor di più la provincia di Agrigento è stata gratificata anche con il ruolo di presidente del gruppo parlamentare, quindi è una giornata importante. È chiaro che
nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Siamo sicuri di essere all'opposizione del governo regionale e nazionale, faremo la nostra opposizione sempre in modo puntuale, è un'opposizione che noi vogliamo portare avanti intransigente ma costruttiva, e questo serve proprio a dare quel miglioramento per il nostro territorio della provincia di Agrigento, che comunque ancora oggi, dopo diversi governi del centrodestra, rimane ultima nei fanalini di coda delle province, e noi, come su tutte, dobbiamo portare avanti quella famosa e continua battaglia della viabilità della Castelvetrano Gela, che è un qualcosa che che prima di tutte le altre cose, questa è la battaglia madre che noi vorremmo portare avanti come Partito Democratico. Per noi oggi è un giorno di festa, perché compiamo e arriviamo ad un traguardo al quale abbiamo lavorato alacremente per tanti mesi e anche per più mesi. Stiamo oggi celebrando un momento di gioia che ci porta a riavere i nostri spazi democratici, spazi di democrazia che ci consentiranno, attraverso questa nuova sede della Federazione Provinciale, di stare insieme, di confrontarci, di discutere di proposte per i nostri territori, per i nostri comuni, per le esigenze dei nostri conterranei, e per le esigenze anche delle amministrazioni comunali, che negli ultimi anni soprattutto hanno avuto problemi, hanno fatto un gran sacrificio a dare risposte concrete ai propri concittadini, ma anche momenti, ci vedranno qui coinvolti momenti di discussione, di dibattito e di confronto su proposte per risolvere le ataviche vicende che riguardano questa provincia, di cui tutti sappiamo. La Federazione di Agrigento oggi si presenta forte, unita e coesa, un lavoro fatto in sinergia tutti insieme, ma soprattutto dal segretario provinciale della Federazione Simone Di Paola, a cui va certamente il nostro supporto e anche i nostri complimenti per il lavoro che insieme a noi ha fatto. Esce ancora più forte in questa fase perché dopo le elezioni regionali e le elezioni politiche siamo riusciti ad ottenere un grande risultato, che è l'elezione di 2 deputati, io alla Camera dei Deputati, Michele Catanzaro all'Assemblea regionale siciliana, risultato che ci consente di fare ancora di più e ancora meglio. Certamente questo lo faremo insieme nell'interesse del partito, dei militanti, dei dirigenti, ma soprattutto nell'interesse del nostro territorio, dei nostri territori, che hanno la necessità di tornare ad avere rappresentanza vera, rappresentanza reale, rappresentanza concreta. Grazie. È un grande giorno per il Partito Democratico di Agrigento, che recupera lo spazio della sua rappresentanza, recupera anche l'ambizione di poter presidiare i temi e le questioni politiche, sociali ed economiche del nostro territorio, e recupera centralità. Per noi oggi è un grande giorno, dopo l'elezione dei nostri 2 rappresentanti e di tanti sindaci in provincia di Agrigento. Attraverso questa inaugurazione il Partito Democratico recupera l'ambizione di essere centrale nel gioco politico provinciale. Oftalmologia, meeting del Club Mediterraneo ad Agrigento organizzato da Omnia Congress. Arturo Cantella. Al via oggi presso l'Hotel della Valle, organizzato dalla società Omnia Congress di Agrigento, il primo meeting del Club Mediterraneo in oftalmologia. Il corso è stato presentato dal dottor Anthony Charles Marturana e dalla dottoressa Anna Maria Sabella, responsabile scientifico. Diverse le sessioni in cui si è articolato il convegno. La prima, quella relativa alla chirurgia della catarratta, quali le novità. Quindi a seguire la moderna chirurgia della catarratta. Nella seconda si è discusso della chirurgia del vitreo della retina. Parliamo di questo convegno, ecco quanto è importante anche l'aggiornamento tra colleghi e l'approfondimento oggi in questo caso qui ad Agrigento. Certamente oggi il congresso è molto partecipato, dopo 3 anni di fermo i ragazzi, i colleghi hanno voluto approfondire alcuni aspetti nuovi della nostra professione e soprattutto di introduzione del laser a fermosecondi nella chirurgia della cataratta, che è una nuova realtà che
è arrivata ad Agrigento e da Agrigento raggiungerà il resto dell'Italia, perché Agrigento è, insieme con il Veneto, la capofila in questo nuovo settore della chirurgia della cataratta. Dottore, ecco, qual è la situazione nel settore qui nella nostra provincia? Diciamo che è una situazione veramente eccezionale, perché è una provincia che conta ridottissime liste d'attesa per quasi tutti gli interventi della chirurgia oculare. Eseguiamo gli interventi sulla retina, sul glaucoma, ma soprattutto sulla cataratta, che è la nostra patologia più frequente, e non abbiamo praticamente liste d'attesa, se non un mese, poco meno di un mese di lista d'attesa per effettuare questi interventi, mentre in altre province, in altre regioni si aspetta addirittura anni. E questo rappresenta un forte fattore di attrazione verso le nostre strutture. Ecco, ci sono anche partner, oggi colleghi che arrivano da fuori, che danno anche la propria esperienza in questo senso. Quanto è importante anche questo momento di simbiosi tra le realtà diverse? Molto importante, perché oggi ci confrontiamo proprio per capire, per cercare di riorganizzare l'attività della chirurgia della cataratta in vista di queste nuove tecnologie che stiamo introducendo nelle nostre sale operatorie. Il post-Covid com'è, dottore? Diciamo che le cose stanno riprendendo. L'anno 2000 e 2021 sono stati anni particolarmente difficili per le nostre strutture, perché a causa del Covid, a causa di tutto quello che è successo, i volumi di attività si sono ridotti. Stanno riprendendo quest'anno e noi speriamo di raggiungere la piena operatività nel 2023. C'è da stare un po' più tranquilli, no? Io credo di sì, Bisogna non abbassare la guardia, ma bisogna essere ottimisti, perché la situazione pandemica sembra che stia risolvendosi. Allora, parliamo intanto di questi momenti post-Covid di approfondimento che ritornano finalmente in presenza. Dottore, quanto sono importanti? Sì, sicuramente sono molto importanti. Oggi è una bella giornata perché è un'occasione sicuramente di confronto, di crescita. Tra l'altro in questo congresso stiamo affrontando un po' quasi tutti gli argomenti principali sia della chirurgia della cataratta, chirurgia della retina, e quindi queste giornate per noi sono importanti perché contribuiscono alla nostra crescita professionale. Tra l'altro, appunto, venendo dal periodo del Covid, sono i primi congressi che riusciamo a fare in presenza, e quindi sono sicuramente delle occasioni belle, importanti per noi. Di approfondimento sì, culturale. Ecco, la situazione a Sciacca, lei, visto che controlla, lavora, verifica su Sciacca, qual è la situazione? La situazione a Sciacca è buona, perché sicuramente nel periodo del Covid abbiamo avuto un lieve rallentamento, però ormai stiamo riprendendo con ritmi che possiamo definire quasi regolari, e speriamo sicuramente all'anno prossimo di poter fare sempre meglio. Tra l'altro in questo congresso vengono colleghi che vengono sia dalla provincia di Agrigento ma anche da altre province, perché Sciacca spesso abbiamo pazienti che vengono anche dalla provincia di Trapani, e quindi riusciamo a confrontarci anche con questi colleghi. A livello della nostra provincia, qual è il nostro settore rispetto anche alle altre realtà siciliane, dottore? Allora, noi pensiamo che il nostro livello e soprattutto i nostri numeri sono buoni, perché riusciamo a soddisfare l'esigenza di salute dei pazienti. Sicuramente ora aspettiamo nuove strumentazioni, pensiamo di utilizzare nuove tecnologie sempre per tutelare al meglio la salute del paziente. Qual è la situazione qui ad Agrigento, nel vostro campo, nel vostro settore? Ma è una buona situazione, se consideriamo che sono passati gli anni del Covid e abbiamo superato alla grande la situazione, non abbiamo grandi settimane di lista d'attesa, ma la cosa che voglio sottolineare con orgoglio è che finalmente abbiamo iniziato da qualche anno a fare gli interventi sulla retina, quindi della chirurgia vitreoretinica. Questa è una cosa fondamentale per l'utenza agrigentina, per evitare i viaggi della speranza verso le altre province.
e siamo qui proprio oggi assieme ad altri colleghi delle altre province, di tutte le province siciliane, a parlare anche di questo, quindi non solo la chirurgia moderna della cataratta ma anche e soprattutto gli interventi della retina, quindi dal distacco di retina alle emorragie retiniche determinate dalla retinopatia diabetica. Qual è la situazione in questo senso ad Agrigento? Vabbè, ovviamente i dati sono sempre quelli regionali e nazionali, una cosa fondamentale è ovviamente la prevenzione del danno da diabete di fondamentale importanza e poi la prevenzione, andare dall'oculista almeno una volta ogni 6 mesi per evitare che da una lacerazione retinica si passi appunto al distacco della retina completo. La prevenzione è importante, di fondamentale importanza come in tutte le patologie. Questo momento di approfondimento dopo la pausa del Covid, ecco, quanto è importante questo momento di interscambio anche con altri colleghi che vengono da fuori? Importantissimo, dopo la pausa forzata dovuta al Covid, rivederci in presenza e poter scambiare idee, opinioni, risultati anche di quello che abbiamo fatto in questi anni, seppur con le 1000 difficoltà dovute appunto alla pandemia, non è male, non è da sottovalutare. Gli argomenti trattati maggiormente quali sono? Oggi parliamo soprattutto della moderna chirurgia della cataratta assistita dal laser a femtosecondi, che è una novità diciamo assoluta nel campo della cataratta, e soprattutto della chirurgia vitreoretinica, cioè interventi sulla retina, dai distacchi distacchi trazionali dovuti al diabete, alle patologie maculari tipo il pancreamaculare, il foro maculare e così via. Quindi possiamo dire che non c'è bisogno di andare fuori per questo tipo di interventi e che anche Agrigento è un'eccellenza. Anche Agrigento ha, diciamo, vuole dire la sua anche in questo campo. In effetti insomma, i numeri in questo senso stanno crescendo, la popolazione capisce che trova dei riscontri anche nel venire in ospedali un po' più piccoli rispetto ad altri come il nostro, ma altrettanto formati e attrezzati per venire incontro a questo tipo di patologia. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Al liceo scientifico Leonardo di Agrigento, boom di presenze per l'Open Day. I laboratori conquistano i nuovi alunni, presentato anche il nuovo indirizzo, scienza dei dati e intelligenza artificiale. Vediamo. Oggi Open Day a Leonardo per far vedere alle persone le varie offerte didattiche che la scuola offre, tra cui ce n'è una di ultimissima novità. Sì, oggi un pomeriggio straordinario in cui abbiamo aperto le porte del nostro liceo all'utenza del territorio, abbiamo registrato tantissimo entusiasmo, tanta curiosità, ma anche tanta consapevolezza della qualità della nostra offerta formativa. I ragazzi sono rimasti attratti sia da tutti i laboratori che sono stati loro presentati in tutte le discipline, che dai vari percorsi che noi ormai, diciamo, attraverso un'ampia e variegata offerta proponiamo all'utenza. Un momento in cui abbiamo cercato di, incontrando i genitori, che per noi il privilegio più grande sicuramente è stato questo, abbiamo cercato di trasmettere quello che è il senso di appartenenza di una scuola che è proiettata nel futuro attraverso un'attenzione massima all'innovazione, ai processi di innovazione continua, una scuola che fa ricerca, una scuola che sa che la formazione delle giovani generazioni è una cosa seria. Sul nuovo corso? Il nuovo corso è stato appunto presentato alle famiglie oggi, ha riscosso tantissimo successo. Devo anche dire che sono arrivati anche insomma degli ospiti che non dovevano neanche iscrivere i figli, sono venuti semplicemente per incontrarci e chiedere informazioni su questa nuova opportunità del liceo Scienza dei Dati e Intelligenza Artificiale che nasce oggi al liceo Leonardo, un'opportunità che sicuramente implementerà i nostri rapporti con l'università, ma i rapporti soprattutto con aziende che oggi sono leader in questo settore. Siamo adesso allo sport, calcio Serie D, 16ª giornata, il Licata batte il Ragusa. Vediamo.
Una rete sul rigore trasformata dal giocatore Vitolo regala alla compagine gialloblu la sesta vittoria stagionale. Il Licata Calcio si impone quindi sul campo del Ragusa per 1-0 e sale in classifica a quota 23 punti. Ricordiamo che il Licata deve recuperare ancora la partita con il Santa Maria Cilento l'11 gennaio del 2023 e che mercoledì al Dino Liotta si torna in campo per l'ultima partita del 2022. Il Licata mercoledì 21 dicembre ospiterà il San Luca per la 17ª giornata del campionato di Serie D Girone I. Vittoria di mentalità, questo è il commento del massimo dirigente Alfonso Di Benedetto, che ha espresso grande soddisfazione per l'andamento della squadra. Numero 4 Mudasiro, però è finito alto sulla traversa. Vediamo che cosa sta succedendo. Intanto Ces che lavora un pallone prima di entrare nell'area di rigore, ancora Ces che scambia con Peppe Grasso, il cross di Grasso verso Randis, ma fa buona guardia la difesa del Licata, ancora Grasso che ci prova con questo pallonetto ma non va. Attenzione a questo lancio, ancora Ouattara che cerca il suggerimento verso il centro, non va stavolta perché la difesa azzurra fa buona guardia. Ci prova Grasso, entra nel vertice destro dell'area di rigore, il suggerimento al centro dell'area non va, spinge ancora il Ragusa, prova ad imbastire una nuova azione verso Messina, il cross di Messina al centro, il colpo di testa mancato da Randis e poi ci ha provato Vitelli ma era scoordinato, non è riuscito ad imprimere alla sfera la direzione che voleva. Parte il colpo di attenzione, era un pallone finito sui piedi di Grasso e poi non ha avuto la possibilità di trattenerlo, è un lancio senza pretese di Messina che finisce, si spegne direttamente sul fondo. Perché proprio in questo momento arriva il fischio dell'arbitro, una partita povera. Prima del 45esimo, insomma qualche secondo prima del 45esimo. Evidentemente anche l'arbitro un po' si è annoiato. Quindi finisce il primo tempo tra Ragusa e Licata, 0-0 il risultato. E siamo tornati di nuovo allo stadio Aldo Campo di Contrada Selvaggio per il secondo tempo tra Ragusa e Licata. Poi il capitano Valenca, attenzione intanto a questo tentativo tra Randis e RCS che non si chiude, ancora Messina, evita l'avversario, il lancio al centro, il colpo di testa da parte di Randis che è riuscito a trovare il tocco del pallone, la palla che è finita di poco alta all'incrocio dei pali. Il corner che viene battuto adesso da Licata, attenzione, viene a proporsi Mudasiro, poi Messina che allontana, calcio d'angolo di Valenca, attenzione al colpo di testa da parte di Pertosa che ha tolto, voglio notare, ha tolto la palla molto più invitante per Vitelli, credo. Di nuovo all'indietro il traversone al centro, finisce a terra Randis, per l'arbitro tutto regolare, le proteste del pubblico però. Miracori evita l'avversario, Miracori attenzione e poi si propone dall'altra parte, completamente scoperta la difesa del Ragusa ed è il rigore concesso ai danni Estrumbo che è stato tra l'altro anche ammonito e che viene espulso quando siamo al minuto numero 65. Vitolo contro Truppo, Roberto Vitolo il numero 2 del Licata contro il portiere del Ragusa Michele Truppo, attenzione il tiro e la palla che finisce in rete, Licata che passa in vantaggio qui allo stadio Aldo Campo di Contrada Selvaggio e naturalmente ospiti che vanno a festeggiare sotto la tribuna C dove sono assietati i sostenitori del Licata. Tutto pronto per la battuta del calcio di punizione. Ecco qui Davide Di Stefano, abbastanza bassa la traiettoria di questo tiro, nulla da fare, quindi non si sono potuti sfruttare i centimetri in più, però ecco qui che arriva Varela che ha cercato di lanciare al centro ed è stata brava la difesa del Licata a salvare quello che stava succedendo in questa fase. Davide Di Stefano prova la soluzione verso il centro, va su Varela, attenzione il tiro e la palla che viene tirata, il gol che arriva, il gol del Ragusa ma viene annullato il gol del Ragusa per fuorigioco, annullato per fuorigioco il gol
del Ragusa. Il Licata vince, sì, porta a casa i 3 punti tra le peccato per il Ragusa perché poteva essere una conclusione d'anno migliore sicuramente, perché il Ragusa non solo perde, ma diciamo che ci rimette anche 3 giocatori in vista della partita della Vibonese. Devo solo ringraziare il collega Lucio Gennaro per l'assistenza tecnica che mi ha fornito, naturalmente. Grazie per l'attenzione. Davide. Calcio eccellenza, 11ª giornata del campionato. L'Acragas vince ancora la partita con il Resuttana San Lorenzo, finisce 0-3. Carmelo Lentini. Vince facile l'Acragas sul campo pasqualino di Carini contro il Resuttana San Lorenzo e si laurea campione d'inferno con un punto di vantaggio sull'Enna, anch'esso vittorioso ai danni del Pro Favara. Concentrata al massimo, la compagine dei Templi ha espresso un calcio champagne dinanzi all'ex presidente Giuseppe Deni, che non è voluto mancare a questo appuntamento importante di campionato. Dopo un paio di convulsioni pericolose, andate fuori di poco, l'Acragas sblocca il risultato al 7° minuto. Angolo di Garufo e colpo di testa vincente di Barrera. Il colpo subito disorienta la combattiva Resuttana, che subisce la superiorità tecnico-tattica biancazzurra. Diverse le occasioni per raddoppiare con Mansur e Locascio, ma il bravo il portiere di casa Compagno ad evitare il peggio. Ma è solo rimandato l'appuntamento con il raddoppio ed arriva quasi allo scadere del tempo. Azione lineare ai limiti dell'area di casa, interviene Semenzin di forza e con un diabolico sinistro insacca sotto l'incrocio destro dei pali difesi da Compagno. Un gol bello per esecuzione che strappa gli applausi del folto pubblico del Pasqualino. Nei secondi 45 minuti il tecnico Terranova effettua alcune sostituzioni e dal 56° trova il tris finale con Vitelli, dopo un fraseggio con Locascio e Mansur. Negli ultimi minuti Mansur, Vizina e Pavisic vanno vicini al 4° gol. Una gara ed un risultato importante sotto il profilo psicologico e dopo alcuni giorni culminati con le dimissioni dell'ex presidente Giuseppe Deni. Ci si aspettava una risposta e i calciatori acragantini l'hanno data sul campo di gioco. Adesso il campionato si ferma per le feste di fine anno ed è alla ripresa, programmata l'8 gennaio del 23, inizierà il girone di ritorno al Comunale di Leonforte. Mister, l'Acragas non si distrae, gioca bene, convince, segna tanti gol contro il Resuttana San Lorenzo. Acragas è campione d'inverno. Sì, abbiamo chiuso una settimana positiva. Siamo partiti con la domenica contro il Miselmere dopo la sconfitta di Enna, dove le tensioni erano alte. Siamo riusciti a lavorare bene, a lavorare in sinergia con tutto l'ambiente, con tutta la società. Abbiamo raccolto il massimo. Chiaro che essere primi oggi serve solo alle statistiche. L'obiettivo dell'Acragas è vincere il campionato, arrivare primi ad aprile. Facciamo un consuntivo di questo girone di andata. Abbiamo fatto un grande girone d'andata. Probabilmente abbiamo perso qualche punticino che non era in preventivo, però tutto sommato diciamo che il percorso è positivo. Da gennaio in poi cosa ti aspetti? Mi aspetto di confermare quello che di buono abbiamo fatto in questo girone d'andata, di andare a livellare e a limare quello che ancora c'è da limare e poi chiaramente credo che il campionato si deciderà alla fine punto a punto. In cosa deve migliorare e crescere la tua Acragas? A livello mentale dobbiamo affrontare tutte le partite come quelle di Miselmeri, perché altrimenti se abbassiamo i ritmi poi diventiamo una squadra vulnerabile. Desiderio Garufo, l'Acragas vince, convince, gioca un buon calcio, segna 3 gol ed è campione d'inverno. Sì, siamo contenti perché abbiamo raggiunto un piccolo obiettivo che era quello di chiudere il girone d'andata al primo posto. Quindi ora ci riposiamo, ci godiamo le feste insieme alla nostra famiglia e poi ricarichiamo le energie perché ci aspetta un grande girone di ritorno.
Che partita è stata oggi, Desiderio? È una partita tosta, per i primi 15 minuti, 20 minuti sapevamo di incontrare una squadra che soprattutto qui in casa in un campo sintetico, campo veloce, quindi siamo stati bravi subito ad adattarci e a mettere nel primo tempo già la partita nel canale che volevamo, quindi come detto un grande sforzo in questa settimana, abbiamo giocato 3 partite molto intense, 2 con il Misinmeri sia in campionato che in Coppa ed era importante dare continuità oggi. In tribuna oggi pomeriggio c'era anche il patron Giuseppe Deni che vi ha ancora una volta rassicurato sul futuro dell'Akragas. Sì, il presidente è una garanzia per noi. Noi sappiamo quanto lui ami l'Akragas, quanto lui ha investito negli ultimi anni. Ovviamente le sue parole si devono capire e le deve capire a chi erano rivolte, perché qui c'è un progetto serio, c'è un presidente che investe tanti soldi, una proprietà che ha ambizione, quindi ora spetta alle persone di dovere capire dove intervenire per cercare di trovare gli accordi giusti, perché l'Akragas sicuramente con Deni avrà un futuro molto roseo. Basket Serie A2, Fortitudo vittoriosa in casa contro Casale Monferrato, giovedì il derby contro Trapani. Vediamo. Capitano, l'Argentina è campione del mondo di calcio e la Fortitudo vince. Si può dire che questa è la domenica perfetta per te? Giornata pazzesca, ma oltre questo aggiungo che ci sono i miei genitori qua, quindi oggi è una giornata spettacolare. Mi ricordo che mia mamma, quando abbiamo perso la prima partita, mi ha detto che avremmo visto la finale insieme. Purtroppo non l'ho vista perché l'hanno messo in un orario che non potevo vederla, ma oggi è veramente una giornata speciale per me, per la mia famiglia, per l'Argentina, ma soprattutto per la Fortitudo, per la squadra. Partita durissima, al di là della differenza finale. E volevamo finire il girone d'andata vincendo in casa, importantissima per la nostra classifica. Abbiamo giocato secondo me contro una grandissima squadra, una squadra consapevole, una squadra che ha una grandissima identità, grandissimi giocatori. Eravamo fermi da 10 giorni, quindi non era facile. Avevamo il nostro playmaker che era stato male per quasi tutta la settimana, quindi bravi di squadra, grandissimo spirito, non abbiamo mai mollato e sono veramente contento. Adesso non c'è il tempo di festeggiare perché subito c'è la prima giornata di ritorno, il derby con Trapani il 22 qui al Palamoncata. Giocare in casa sicuramente è un vantaggio. È un vantaggio perché abbiamo trovato un po' di continuità in casa, abbiamo perso 2 partite, sappiamo tutti che la Fortitudo in casa è una squadra che è difficile da battere, ma negli ultimi anni la squadra della Fortitudo non ha mai vinto contro Trapani in derby, non mi ricordo quante partite di fila. Una partita alla quale ci teniamo tantissimo per la nostra gente, per il periodo, per le feste. Mi auguro tantissimo che ci sia più gente di quella che ho visto oggi, che comunque oggi ci hanno aiutato, ci hanno dato una carica in più. E aspettiamo un palazzetto di fuoco e niente, domani guarderemo quello che dobbiamo fare, cercheremo di riposare e ritrovare le energie per la partita di giovedì. Vorresti essere in questo momento in Argentina a festeggiare? Ma ti dico la verità, sono comunque molto contento di essere qua. E ovviamente sentendo la mia famiglia, i miei amici, vedendo quello che succede là è una festa pazzesca, ma io sono con la mia famiglia, i miei genitori, faccio quello che amo fare e doveva andare così, è giusto così, mi prendo quello che c'è. L'ultima domanda, si può fare un primo bilancio del girone di andata? Come è andato questa metà di campionato? Direi al di là dei numeri molto positivo, non perché siamo ora non sulla classifica, sesti penso. Abbiamo fatto un percorso molto importante, sono convinto che la squadra ancora può crescere, abbiamo un margine di miglioramento, altrimenti saremo in una situazione difficile. E possiamo trovare più continuità, dobbiamo essere più cinici nelle alcune situazioni, secondo me, trovare leggermente un po' più di consapevolezza fuori casa, che soffriamo un po' di più, ma contento per quello che fanno tutti, devo dire la verità, è una squadra che si allena sempre al 100%. Io sono uno che si arrabbia moltissimo durante la settimana e devo dire la verità che questa volta credo non sia mai successo. E abbiamo un grandissimo staff, giovani che hanno voglia di farsi vedere, questa è una cosa importante, che sono ambiziosi
e quindi bilancio super positivo, però non ci accontentiamo. Puoi fare gli auguri in spagnolo a questo punto? Ah sí, estoy muy contento, mando un fuerte abrazo a toda mi familia, a mis amigos en Argentina, feliz por haber ganado la Copa del Mundo y estar en lo más alto del mundo. Sobre E di buon Natale. Sobre todo per Messi, di buon Natale a tutti quanti. Parliamo adesso di powerlifting, una disciplina sportiva competitiva nella quale ogni singolo atleta è impegnato nel sollevamento del massimo peso possibile in 3 esercizi: lo squat, la distensione su panca piana e lo stacco da terra. Il termine di origine inglese tradotto in italiano equivale ad alzata di potenza, anche se per gli atleti è fondamentale sviluppare la forza massimale. In provincia di Messina si sono svolti i campionati nazionali, 90 gli atleti in gara. Vediamo. Sono Nino Scilipoti e parlo in qualità di vicepresidente WPC Italia. La sigla WPC, l'acronimo, sta per World Powerlifting Congress. Il powerlifting è una disciplina che comporta il sollevamento dei bilancieri nelle 3 specialità di squat, distensione su panca e stacco da terra, in inglese squat, bench press e deadlift. Noi organizziamo competizioni per la nazionale italiana, la sede è qui in Sicilia a Barcellona Pozzo di Gotto. Noi siamo in questo momento a Termigliatore alla palestra comunale. Quindi ringraziamo anche il Comune Termigliatore che ci dà la possibilità di organizzare questi eventi qui. Gli atleti che gareggiano per noi hanno la possibilità di qualificarsi per gli eventi internazionali che si svolgono ogni anno nei 49 paesi affiliati. Oggi verranno eseguite le specialità di distinzione su panca e di stacco da terra, mentre ieri abbiamo svolto la gara di powerlifting. La gara di powerlifting comprende anche il sollevamento di squat, quindi sono 3 alzate. Di ogni alzata ci sono 3 prove, l'atleta ha la possibilità di incrementare il carico e ogni alzata valida viene sommata a quella della specialità successiva, l'alzata migliore ovviamente delle 3, e il totale mantiene l'atleta in classifica. Abbiamo atleti di tutte le età e di tutti i pesi corporei, iniziamo dai teenager che possono avere anche 14-15 anni fino a atleti master che hanno anche 70 anni. Senz'altro ovviamente un tecnico preparato può seguire i ragazzi molto giovani nella tecnica, molto giovani e anche meno giovani, perché la tecnica per eseguire le alzate è fondamentale per non farsi male e per ovviamente ottenere e massimizzare la resa degli esercizi che vengono svolti. Mi chiamo Luca Tochilowski, sono presidente della WPC Italia, federazione americana, che sono responsabile qui in Italia. È uno sport molto impegnativo, vuol dire che un atleta per una gara di genere almeno sono 5-6 mesi di allenamenti forti, tenendo la dieta, è comunque molto impegnativo. Sono tanti atleti forti che provengono da tutta Italia. Sono tanti i record che, soprattutto per i ragazzi giovani, che vedo che qua c'è un aumento di tanti talenti che addirittura si vicina a livelli internazionali. Io direi consigliato da età 14 anni superiore, perché comunque è un sport pesante e che non vorrei che un atleta giovane comincia troppo presto, quindi da 14 anni seguendo con buon allenatore si può già cominciare a essere competitivo nell'evento. Soprattutto seguimento di una persona esperta, tipo un allenatore di esperienza del settore, quindi non magari sconsigliamo ai ragazzi giovani fare da soli, perché comunque possono farti male, diciamo, perché il sport è pesante comunque. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.